voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie Sveva dalla bellissima voce, bentornato. Noi abbiamo intrapreso oltre un anno fa, a giugno dell'anno scorso, le nostre conversazioni, un ciclo di conversazioni sulla democrazia. Quando l'abbiamo cominciato, l'argomento forse suscitava parecchie perplessità, anche per quanto valenza potesse in realtà avere. Poco alla volta si è visto che l'argomento è centrale. L'argomento è centrale perché viviamo in un'epoca in cui il bene del popolo, kratos, potere naturale che spetta al popolo, è più una parola, è più una forma che una realtà. Anzi, è una forma e non è una realtà. Abbiamo visto, anche per le vicende delle tragiche, spaventose, vicende belliche in cui siamo indirettamente coinvolti, ma coinvolti di sicuro, che i popoli in sé, contano poco o nulla sulla scena politica internazionale, e quindi nel momento in cui un soggetto, in questo caso il popolo, conta poco o nulla, è addirittura improprio, per non dire ridicolo, parlare di potere. Che potere naturale può avere un soggetto di fronte a niente. Questo è quindi che ci sia una crisi della democrazia, non c'è il minimo dubbio. Abbiamo esaminato la sua essenza, la sua storia, come è nata la democrazia in Occidente, come si è sviluppata, quali segni particolari della storia possiamo richiamare per vederli come snodo dell'affermazione della democrazia nella storia dell'Occidente. Abbiamo visto come anche in forza della prevalenza di una teoria che democratica in sé non è, quella socialista, oggi predominante e oggi in crisi a sua volta, anche per via della guerra, abbiamo visto come oggi la democrazia debba essere rifondata. Abbiamo proposto nelle nostre conversazioni anche diversi esempi pratici. Abbiamo proposto come esempio la guerra e le guerre di tipo diverso che attraverso la guerra ucraino-palestinese sono state indotte, guerre commerciali, guerre produttive, guerre alimentari, e le liste di ogni tipo, sempre a carico e con grave pregiudizio dei popoli. Abbiamo visto quindi come i popoli non avessero nessuna incidenza. Abbiamo visto come gli stati, la cui espressione in situazioni di crisi è la diplomazia, non avessero peso. La diplomazia nel periodo degli scorsi 3 anni è fallita completamente, ha fallito in ogni circostanza, non ha saputo esprimere ciò per cui è stata costituita. E le più grandi diplomazie del mondo, segnatamente quella statunitense, che allora faceva capo alla Democratic Party americana, sia quella vaticana, che è notoriamente la più grande, la più perfetta diplomazia del mondo, hanno fallito. Ma l'abbiamo visto, lo scarso potere, anche l'inesistente potere del popolo, l'abbiamo visto anche in vicende molto più concrete. Abbiamo visto Milano, dove una città è stata trasformata, legittimamente non siamo qui a farne una questione, una discussione, ma abbiamo visto una città che è stata trasformata senza che vi sia stata alcun controllo, alcuna partecipazione,
alcun interpello del popolo. Interi quartieri hanno dovuto trasferirsi, interi quartieri sono stati svuotati, aziende hanno dovuto cessare l'attività perché determinate aree assolutamente non interessanti sotto un diretto profilo urbanistico erano però interessate a quelle volumetrie che sono apparse da orizzontali, sono diventate verticali, come se fosse semplice ristrutturazione, semplice manutenzione straordinaria, cioè alzare in piedi i capannoni e farli diventare abitazioni o uffici. Quindi abbiamo visto una città, Milano, la più importante sul profilo economico città d'Italia, la quale ha cambiato volto senza che i cittadini fossero interpellati, con interi gruppi sociali che sostanzialmente sono stati espulsi e hanno dovuto trasmigrare dalla città. Oggi come oggi ci sono centri cittadini che tra l'altro sono di proprietà estera, araba in particolare, dove se domani questi abbandonano e non gli interessa più, abbiamo una serie di scheletri che non si sa bene, costosissimi, che non si sa bene che cosa e per che cosa potranno essere utilizzati. E questo può Kratos certamente, di là dalla legittimità e illegittimità da reati, non ci interessa. Certamente questo è avvenuto calpestando completamente il teorico potere del popolo. Questo è poco, ma sicuro. La legittima rappresentanza cosiddetta politica non è mai in questi casi, in casi come questi, non può mai sostituirsi al potere naturale del popolo. Ma l'abbiamo visto, lo vediamo anche nella vita di tutti i giorni. La vita di tutti i giorni siamo obbligati, se vogliamo avere rapporti con l'ente che ci eroga un servizio essenziale. Parlo dell'energia elettrica, del gas, dei servizi di comunicazione telefonica, delle banche. Se non si conoscono i mezzi per accedervi, uno, e due, se non si aderisce alla loro modulistica, alla loro contrattualistica, senza alcuna libertà di contrattazione, che è la base della democrazia, che è stata esclusa alla radice, una persona, un soggetto, non ha la possibilità di avere servizi essenziali. Kratos non è neanche persona, è il potere di questi enti, di questi potentati sovrastatuali globalisti, i quali dicono a ciascuno di noi che è un bene per tutti il fatto che si sia compatti nella deriva a quello che dicono loro, con la possibilità per loro, con un semplice clic, di escludere chiunque dalla comunità, dalla società nella quale vive. Questo è, oltre che antidemocratico, e anche inumano. Però sembra che alla politica in generale finora la cosa sia andata bene e stia bene. La famosa digitalizzazione promossa dalla sinistra, dai socialisti e dagli ambientalisti, che sono il loro codazzo, con a capo per esempio vertici di pensiero come Gianni Bonelli, segretario AVS Verdi e Sinistra. Ecco, quella gente lì in realtà ciò a cui è arrivata è questa, l'esclusione di intere fasce della popolazione, specie le più anziane, dalla possibilità di autoregolarsi, di essere autonomi in proprio, anche perché, mi dicono parecchie persone anziane, per poter accedere a questi servizi hanno bisogno di ricorrere all'aiuto al buon cuore di figli, di nipoti, che sanno azionare questi marchingegni, che capiscono questi sistemi per poter avere servizi che pagano regolarmente e che sono per loro essenziali. E
per i quali serve una conoscenza tecnologica che nella maggior parte dei casi le persone anziane non hanno. E le persone anziane stanno diventando la maggioranza del popolo, quindi diciamo tranquillamente che questo democratos non c'è e le rappresentanze politiche non lo rappresentano, non rappresentano il profilo formale, ma sotto un profilo sostanziale non rappresentano questo democratos. Questo è un dato e ne sono gli esempi che abbiamo portato durante questo anno di conversazione. Bene, alla base, concettualmente, che cosa sta? Sta l'aver introdotto cioè aver cercato di introdurre nella mentalità, nella consapevolezza del popolo, nella convinzione del popolo, il fatto che il noi è rappresentato da queste entità superiori, che sono sostanzialmente dei raggruppamenti poco o tanto paramafiosi. Queste entità superiori, partiti compresi, lo dice anche il professor Beretta, queste entità superiori noi rappresentano il noi razionale, la razionalità è la verità del momento, quindi chi si oppone a questa razionalità, chi si oppone a questo noi collettivo, è una persona che non è solidale, è una persona che è asociale, non è l'opposto, non è che le convenzioni sociali, le abitudini, i costumi sociali debbano indirizzare ciò che deve essere al servizio delle società. Qui si sono capovolti i termini del discorso. L'uomo sostanzialmente diventa uno strumento. L'uomo diventa uno strumento e come tale va utilizzato. Nel momento in cui lo strumento non serve più, va scattato. Questo è l'esito di questo processo socialista pluridecennale che abbiamo subito e al quale poco o tanto ci si è ribellati in qualche modo, in forme strambe anche e non sempre adeguate, ma ci si è ribellati. Adesso però non è chiara quella che sarà la direttrice. Ci si è ribellati e anche perché con la guerra, con quello che hanno provocato queste strutture, questa concezione socialista del predominio delle strutture, sono esplose le guerre. L'effetto, la gente l'ha capita. Le guerre sono venute fuori dal fatto che i popoli non erano più in grado di controllare niente, sono stati estromessi da qualunque controllo. Questi potentati, non avendo un diritto tra loro, non avendo regole tra loro, conoscono solo la forza per confrontarsi e per prevalere. Ed ecco le guerre. Quindi, in senso di ribellione, però, abbiamo detto, bisogna tornare quindi alla democrazia, al riconoscimento. Quali sono le teorie, escluso il socialismo, che non l'abbiamo dimostrato, quali sono le teorie che portano o che consentono di creare un supporto effettivamente democratico all'interno dei popoli, per la loro convivenza, per la loro naturale convivenza, quale è sempre stata. Le teorie, abbiamo detto, abbiamo anche cercato di dimostrarlo, di supporto per una possibile ritorno a una democrazia effettiva, si chiamano autonomia e federalismo. Autonomia che ha come presupposto la libertà, prima di tutto, la responsabilità di ciò che si fa verso se stessi e verso gli altri, sulla base di un potere che deve partire più dal basso possibile, secondo il principio di sussidiarietà. Cioè, il principio di sussidiarietà che recita: non faccia l'ente maggiore, superiore,
ciò che può e deve essere fatto dall'ente inferiore. Se all'ente inferiore, la famiglia, faccio per dire, il gruppo di amici, il partito, deve assolvere quei compiti, e è suo compito assolverli, non può un ente superiore incidere su questo. È esattamente il rovescio di quanto sta avvenendo, dove tutto è a catene di collegamenti, ripeto, paramafiosi, se non mafiosi direttamente, che impediscono qualunque controllo. Quella è la base. Ma una base di questo tipo implica, da un lato, una conoscenza sufficiente degli argomenti, e a questo si oppone la cultura della disinformazione creata nel 1939 da Stalin. La disinformazione ha avuto la sua istituzionalizzazione nell'istituto Andropov creato da Stalin nel 1939, istituto creato per manipolare la realtà, perché sulla base, sul presupposto che la verità fosse del partito, in questo caso il Partito Comunista, l'Unione Sovietica, fosse del partito, nel momento in cui è del partito la verità fatta di strutture create dal partito, quel partito, Stalin, il suo capo, ha il diritto, secondo questo ragionamento, di manipolare e modificare la stessa realtà, perché la realtà vera, tra virgolette, è quella che ti impone il partito. In Italia abbiamo avuto l'Istituto di Studi Comunisti Palmiro Togliatti a Marino, alle Frattocchie, la scuola delle Frattocchie, che è la replica italiana dell'Istituto Andropov di Mosca, vicino a Mosca, per la verità, nella foresta. Ebbene, questo criterio, questo sistema, questa convinzione è quella che ha snaturato lungo 80 anni la comunicazione in Italia. Abbiamo una comunicazione che è malata, una comunicazione che si basa sul fatto che il gruppo, il giornale, il media che medium sarebbe, che pubblica una notizia ha il diritto, ha il potere di modificarla secondo quello che pensa. Ed è stata la cultura promossa da 80 anni a questa parte dalla sinistra socialista, comunisti, socialisti, ambientalisti, tutto quello che volete. Dalla sinistra è stata promossa questo tipo di cultura. Quindi un popolo deve avere da un lato la conoscenza di ciò di cui tratta e ciò di cui ha la responsabilità. Anche l'ente piccolo deve avere questo minimo di cultura. E poi, quando con quel minimo di cultura si prendono decisioni, quelle decisioni devono essere valide, salvo che siano completamente sbagliate, valide verso tutti e comunque prese e valide, definite. Questo è il principio di autonomia secondo il sistema di autonomia secondo il principio di sussidiarietà. Dall'altra parte è evidente che i singoli enti alla base, non sono in grado di far tutto da soli, proprio perché sono enti alla base e presuppongono ente superiore, quindi devono correlarsi con l'altro. Correlarsi con l'altro significa quello che nella dottrina politica è stato chiamato federalismo, cioè il principio federale tra gli stati si basa sul presupposto che ciascuno di noi non è un ente a sé stante, ciascuno di noi è nato dal padre o dalla madre, è nato da qualche parte e ha a che fare con qualcun altro. Quindi, anche per contrastare concettualmente la dottrina socialista, non c'è un noi, quindi, che poi si traduce in un ente superiore, l'Enel della situazione piuttosto del partito della situazione che prevale sull'IA. Non deve assolutamente esistere un concetto di questo tipo, bensì il concetto di un rapporto il più intenso possibile, il più equilibrato possibile tra io e noi, tra il soggetto singolo, l'individuo e il plurale, che può essere soggetto a propria volta, ma che deve tener conto della
individualità, della soggettività di ciascuno, quindi della sua libertà e dei principi essenziali che reggono questa sua individualità. Solo se educato, se strutturato in questo modo, lo stesso individuo sarà portato a rispettare e a creare dei diritti collettivi, dell'ente collettivo, il noi, riconoscerli e rispettarli e in essi riconoscersi a propria volta. Quindi la base della democrazia è attuabile attraverso la teoria autonomista, e autonomia e federalismo, è attuabile, ma va ricostruito da capo il concetto stesso di democrazia e di Stato, con assunzione di responsabilità, con assunzione di conoscenze che oggi non sono purtroppo reperibili, ricercabili, attuabili attraverso quelli che sono gli strumenti messi a disposizione. Strumenti messi a disposizione sono, se noi li valutiamo oggettivamente, più di esclusione che di inclusione. Mi dice sento la bellissima voce della grande Sveva, mi dice che sono le 10:30 e 42 secondi, quindi settimana prossima sicuramente non ci sentiamo, vedremo quando riprenderanno le trasmissioni di questa meravigliosa radio, anche se ridotto, non c'è più il canale 252 del digitale terrestre, e vediamo dopo Ferragosto di risentirci. Cambieremo, mantenendo il filone delle nostre conversazioni, però ovviamente dopo un anno di conversazioni sul tema della democrazia cercheremo, è già pronto un altro argomento, un altro anno di argomentazioni diverse che riguarderanno, penso, la dottrina sociale. Io vi auguro buon Ferragosto, una buona domenica adesso, un buon Ferragosto prossimo. Ci risentiamo quando riprenderanno le trasmissioni. Arrivederci, un bacione a Tina e un grandissimo abbraccio a Matteo. Avete ascoltato Centro Ronchi.